Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Verona Live. Siamo in diretta sul canale 640 del Digitale Terrestre Radio Adige TV, ma ci potrete seguire anche sulle pagine Facebook di Radio Adige e Verona Daily, sulle quali potrete anche commentare e partecipare così alla trasmissione. Oggi 21 dicembre torniamo a parlare di emergenza Covid, aprendo però degli scenari con l'arrivo dei primi vaccini nella nostra regione già il prossimo 27 dicembre e con una seconda fornitura molto più consistente ai primi di gennaio. Nel frattempo ci si interroga sul perché la seconda ondata di coronavirus, dopo l'apparente calma dell'estate, abbia colpito in termini assoluti più della prima, e tra le regioni tra l'altro più colpite c'è proprio il Veneto e tra le città Verona. Come stiamo affrontando ora l'emergenza? Ne parleremo con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e col presidente dell'Ordine dei Medici di Verona Carlo Ruggiu. In collegamento la presidente di Federfarma Verona Elena Vecchioni. Partiamo però da uno sguardo sui dati di oggi e lascio la parola, come di consueto, al collega Alessandro Bonfante. Buonasera Matteo, buonasera a chi ci segue da casa. Andiamo a vedere i dati secondo il bollettino del Ministero della Salute e con l'elaborazione grafica di JD Visual. Meno 13 ricoverati con sintomi sul territorio nazionale, meno 12 in terapia intensiva, quindi una sostanziale stabilità, il famoso appiattimento della curva che si attendeva, meno 9.153 persone in isolamento domiciliare e meno 9.100 circa attualmente positivi questi dati, chiaramente sulla base dei tamponi effettuati, e quelli effettuati negli scorsi 24 ore hanno dato come risultato 10.872 casi positivi e 400 poi si aggiungono 415 decessi nelle scorse 24 ore in Italia. Il dato dei contagi totali dall'inizio della pandemia arriva oramai quasi 2 milioni, 1.964.000 e i decessi sono quasi 70.000. E andiamo invece a vedere una buona notizia, perché l'EMA ha dato il via libera per il vaccino Pfizer-BioNTech e si attende anche in Europa una sorta di giornata per il vaccino, appunto un vaccino day il 27 dicembre, ma poi lo sentiremo meglio dall'assessora regionale del Veneto Manuela Lanzarin. Via libera al vaccino appunto Pfizer-BioNTech, vai a Locatelli, vaccini non in discussione con la variante, e poi vedremo anche questo problema della variante. L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid appunto della Pfizer-BioNTech. Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid, però intanto soddisfazione per questa novità, ovvero l'approvazione dell'EMA espressa anche dal presidente Giuseppe Conte. Lo vediamo in questo tweet: è stato approvato, una splendida notizia, dice Conte, avevamo auspicato l'arrivo dei vaccini entro la fine dell'anno e quindi il 27 dicembre si parte. Variante inglese che appunto è il tema principale in queste ore. La mutazione circola già da novembre, vediamo da questo articolo dell'ANSA il caso di un italiano asintomatico, sta bene ma ha una carica virale alta, un sospetto a Bari, e appunto si comincia a sequenziare, si cercano le sequenze del virus, 3 sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa mutazione. E intanto in Veneto quindi si corre ai ripari, e il presidente della regione Luca Zaia ha fatto sapere oggi con una nuova ordinanza: chi arriva in Veneto dalla Gran Bretagna o dall'Irlanda deve fare il tampone molecolare. E vediamo nello specifico, dice Zaia: chi arriva direttamente o indirettamente da Gran Bretagna e Irlanda deve fare il tampone, un test molecolare all'aeroporto di arrivo o immediatamente nei punti ospedalieri. In caso positivo, chiaramente, oltre alle misure già in corso, il virus sarà sequenziato per studiarlo, annuncia Zaia.
E intanto continuare sul filone della sanità, oggi protesta in Piazza Bra da parte dei lavoratori dell'Istituto Assistenza Anziani con i sindacati FP, CGL, CISL FP e CSA, che appunto lamentano le difficili condizioni di lavoro, le mancanze di cambio turni adeguati. Lanzarin quale è un casino, vedete questo cartello esposto questa mattina. Tema di discussione anche i controlli dello Spisal. Secondo i sindacati non sono controlli sufficienti a spiegare il quadro generale della situazione nella struttura, e invece l'ULSS poi con una lunga nota ha spiegato tutte le proprie ragioni. E chiudiamo con una nota invece positiva: tante le difficoltà per le persone di andare a visitare gli anziani nelle case di riposo, nell'RSA. La Opera Ciccarelli inaugura ben 15 tunnel degli abbracci, li abbiamo già visti in altre strutture, ma un intervento così imponente probabilmente è la prima volta nel veronese. Il progetto è stato reso possibile dalla Fondazione Rana e prevede appunto l'installazione di 15 strutture d'avanguardia in cui gli ospiti assistiti della Opera possono finalmente tornare ad abbracciare i propri cari in tutta sicurezza. Vediamo questa bella immagine e poi le immagini anche della struttura che potete vedere qui nel nostro articolo, appunto, che garantisce in sicurezza la visita ai familiari. Grazie Alessandro di questo puntuale aggiornamento, e veniamo al tema della serata. Dicevamo che la seconda ondata ci ha investito in pieno, in alcuni casi ci ha proprio sorpreso e si è accanita anche in una regione, il Veneto, che sembrava essere una sorta di isola felice da questo punto di vista. Ricordiamo che siamo sempre rimasti in zona gialla anche durante la prima emergenza, eppure la situazione è mutata rapidamente e non solo il Veneto ha subito un drastico contraccolpo, ma anche la città di Verona è stata tra le più interessate dal virus nelle ultime settimane. Per avere un quadro più complessivo della situazione ci siamo rivolti proprio all'assessore alla sanità regionale Manuela Lanzarin. Sentiamo le sue parole. La situazione è sicuramente una situazione con dei numeri importanti, soprattutto il numero dei positivi. Noi ultimamente registriamo sempre 3.000, più di 3.000 positivi al giorno, un numero importante, ma che è dettato anche dal fatto, e lo continuiamo a ripetere, che noi facciamo tantissimi tamponi, facciamo circa dai 50 ai 60.000 tamponi al giorno tra i molecolari e gli antigenici rapidi. E dopodiché la situazione nei nostri ospedali è una situazione sotto controllo, nel senso che c'è sicuramente c'è molta diciamo così intensità, e quindi siamo sicuramente con quasi 1.000 posti in letto in più rispetto al picco di marzo-aprile, con soprattutto Verona, che anche nella prima fase era stata ed è tuttora insomma la provincia più colpita. Però la situazione noi la riteniamo insomma ancora comunque gestibile, sotto controllo, nel senso che non ci sono problemi di posti letto né in terapia intensiva né nell'area non critica. È chiaro che l'attenzione deve essere alta, massima, proprio per cercare di bloccare la diffusione del virus. La situazione è sotto controllo negli ospedali, secondo l'assessore Lanzarin. Sentiamo il punto di vista del presidente dell'Ordine dei Medici di Verona, Carlo Ruggio. Allora, la situazione è stata critica nelle settimane scorse, nonostante l'aiuto importante che ci ha dato l'amministrazione e le direzioni strategiche dell'ULSS Scaligera nell'ULSS 9 e dell'azienda ospedaliera a Borgo Trento e Borgo Roma, ampliando la disponibilità ai posti letto Covid. Questo ha permesso di far fronte a un numero sempre crescente di contagi che, le dirò, negli ultimi giorni proprio incomincia ad appiattirsi, unitamente al fatto che si sono resi disponibili posti letto in ospedali di comunità per i pazienti che richiedono un'assistenza meno importante, intendo Bussolengo, intendo Marzana, insieme alla prossima disponibilità dei Covid Hotel per quei pazienti che sono positivi e non possono rientrare nelle loro abitazioni o che hanno bisogno di un periodo di convalescenza. Io credo che si incominci a vedere la luce in fondo al tunnel, di questo tunnel lungo che in questa seconda ondata ha colpito particolarmente il Veneto. E la luce in fondo al tunnel, per rimanere
in tema e seguire le parole di Carlo Ruggio, almeno un primo lumicino potrebbe essere intravisto, come dicevamo, già a inizio puntata il prossimo 27 dicembre, quando potrebbero arrivare nella nostra regione le prime 875 dosi e sentiamo ancora la Lanzarin. Allora, il vaccino arriva dal Belgio allo Spallanzani a Roma il 25 ed è un primo quantitativo simbolico per poter permettere il 27 una giornata di vaccinazione in tutta Italia. Dal Spallanzani vengono trasportate, per quanto ci riguarda, 275 dosi. Noi dovevamo individuare una località, un posto unico rispetto ai 7, quindi i 7 hub provinciali che abbiamo invece individuato poi per le fasi successive. Abbiamo individuato l'azienda ospedaliera di Padova e quando arriveranno, sono poche, verranno chiaramente distribuite credo nell'Interland, perché c'è anche un problema che devono essere queste prime dosi, che proprio sono le dosi che fanno partire la campagna vaccinale, devono essere effettuate entro poche ore, entro 4 ore mi sembra. Dopodiché noi abbiamo notizia che a gennaio, ai primi di gennaio, arriveranno gli altri quantitativi che quindi saranno poi distribuiti in tutti gli altri 7 hub della regione. E un altro osservatorio importante che per molti mesi è stato presidio e baluardo sanitario sul territorio sono le farmacie. Abbiamo in collegamento e diamo il benvenuto alla presidente di Federfarma Verona, Elena Vecchioni. Buonasera Presidente. Buonasera a voi e grazie per questo invito. Grazie a lei per aver accettato invece il nostro invito ad essere qui stasera. È importante dare voce anche alla vostra categoria. Come abbiamo detto all'inizio, siamo rimasti forse un po' sorpresi o presi in contropiede da questa seconda ondata, da questa recrudescenza del Covid, dopo un'estate che sembrava essere più tranquilla. Ve ne siete accorti subito anche voi qualche settimana fa che la situazione stava peggiorando e ovviamente stava degenerando anche in alcuni casi? Allora, devo dire che certamente le farmacie sono state in prima linea in tutti questi lunghi mesi. Dopo questa pausa estiva, la percezione di questo aggravamento della situazione ed è stata una percezione che nasceva soprattutto dalla preoccupazione della gente, dalla preoccupazione di chi veniva in farmacia e naturalmente cominciava ad avere a richiedere risposte, a voler risposte anche da noi, proprio perché l'ansia cominciava a crescere, l'emergenza cominciava a salire e quindi il nostro ruolo capillare sul territorio è sempre stato e ancora di più adesso devo dire è proprio quello di dover essere sicure, il più possibile stabili e dare sicurezza pur continuando a fare in modo che le persone dimostrino responsabilità civica, responsabilità personale. Questo è un ruolo che la farmacia, devo dire, ha continuato a fare e continua a fare con grande impegno e con grande senso di responsabilità. Ecco, come vi siete riorganizzati come categoria per far fronte alla nuova emergenza? Come ha ricordato, siete stati in prima linea durante la prima ondata, ricordiamo quando c'era tutto chiuso in lockdown, voi eravate lì dietro ai vostri banconi e con tanto coraggio anche, perché non era facile. Adesso come siete ripartiti? Avevate forse un know-how in più, un'esperienza in più rispetto alla prima volta, no? Sì, certamente. Noi ricordiamo i mesi del primo lockdown come dei mesi di grandissima confusione. Abbiamo cercato di mettere una cosa dentro l'altra, di assorbire e di recepire le ordinanze in maniera ordinata e il più possibile precisa. Però di fatto abbiamo avuto molto poco tempo all'inizio per fare ordine in tutto questo, per fare in modo che tutte le farmacie recepissero le ordinanze in maniera uniforme, univoca e chiara per la popolazione. È vero, questa seconda dose fermi, noi abbiamo subito fin dall'inizio dato manforte nell'organizzazione anche degli ingressi, quindi quello che abbiamo cominciato subito a fare è riprendere in mano in maniera ordinata, precisa, quelle che sono le ordinanze riguardo agli ingressi all'interno dei nostri locali, alla sanificazione, all'utilizzo dei dispositivi medici, all'utilizzo naturalmente dei gel, mani in ingresso e tutto quello che questi DPCM ci hanno insegnato, naturalmente con la percezione di manifestare deve essere trasferita anche alla popolazione, però deve entrare in farmacia come un luogo sicuro e questo noi teniamo molto a continuare a ribadirlo, che all'interno di queste, delle nostre farmacie le persone devono sentirsi sicure.
Questo è un passaggio particolarmente importante. Ecco, proprio in questo senso, le persone che entrano, i vostri clienti, li vedete più spaventati, più consapevoli? Qual è il polso della situazione, appunto, incontrandoli tutti i giorni? Allora, direi entrambe della gravità della situazione e di questa emergenza c'è forse molto di più, certamente molto di più dei primi mesi di marzo, quindi più consapevolezza, c'è anche più paura proprio perché abbiamo visto tante persone che ci hanno lasciato, tante persone vicine, abbiamo avuto tanti decessi, quindi è stata una città che comunque è stata molto colpita, per cui le persone, in particolare le persone anziane, hanno, devo dire, più ansia, più timore, ma a tutti i livelli. Molte sono le persone positive intorno a noi, quindi viviamo una realtà in cui anche la positività al tampone è vissuta giustamente come un pericolo. E quindi di fatto della cura e anche la maggiore consapevolezza dell'importanza di avere assolutamente attenzione allo stile di vita, attenzione a quello che noi continuiamo a dover fare necessariamente e a dover dire alle persone di fare per fare in modo di contenere il contagio. E a tal proposito, Presidente Vecchione, vediamo che sono continui gli appelli della categoria diciamo ai cittadini. In questo caso una notizia del 24 novembre scorso, avevate proprio richiamato l'attenzione alla restituzione delle bombole vuote di ossigeno, perché non è tanto l'ossigeno gassoso chiaramente che manca, ma sono proprio anche le bombole, quindi come elemento di trasporto. E poi vediamo ancora un'altra campagna di sensibilizzazione, Misuriamo, una campagna che è a livello nazionale chiaramente, è replicata anche grazie a Federfarma Verona qui nella nostra città, per sensibilizzare sull'utilizzo del saturimetro, che a quanto pare è uno strumento, adesso ce lo dirà lei, importantissimo per prevenire anche diciamo situazioni di difficoltà legate all'emergenza Covid. È così? Sì, certo, l'importanza del saturimetro è naturalmente uscita ed è balzata agli occhi di tutti in quest'ultimo periodo. Voi sapete che il saturimetro è uno strumento molto semplice, molto, molto piccolo, è assolutamente fruibile, è molto facile da utilizzare, che permette di avere una misurazione assolutamente importante della saturimetria, cioè del volume di saturazione della importanza nella valutazione della capacità respiratoria, che nel caso dell'infezione da Covid-19, quindi da SARS-CoV-2, è in realtà un parametro di assoluta attenzione, cioè noi stessi dobbiamo fare in modo di impartire questo senso di prevenzione, anche di trasferire questa importanza nella prevenzione, non soltanto in chi sa di essere affetto da Covid, ma anche in chi sa di poter essere un potenziale soggetto a rischio dell'apparato respiratorio, possono essere sicuramente soggetti più a rischio e possono incorrere in un difetto di saturazione che di fatto può rappresentare veramente un pericolo. La campagna Misuriamo è una campagna nazionale, una campagna promossa da Federfarma, FOFI e la SIP, la Società Italiana di Pneumologia, ed è una campagna di prevenzione del valore della saturimetria portata avanti attraverso le farmacie, che sono state riconosciute dalla Società Italiana di raccolta dati per uno studio epidemiologico importante che verrà fatto appunto su un campione, speriamo il più possibile ampio, di popolazione, proprio sui valori della saturazione del sangue, che voi sapete essere un valore normale oltre il 95%, quindi oltre il 95, 97 e 99%, ma qualora dovesse scendere sotto il 90%, rilevabile appunto da questo strumentino assolutamente necessario ed importante, deve essere assolutamente portata all'attenzione del medico. Per il momento c'è disponibilità di questo strumento nelle farmacie? È uno strumento che si trova facilmente per il momento?
Sì, assolutamente sì. La campagna Misuriamo prevede una misurazione gratuita della saturmetria con la compilazione di un questionario da parte del farmacista, ma di fatto qualora la persona si volesse sentire più sicura, in particolare gli anziani o le persone che appunto hanno delle patologie croniche preesistenti a livello dell'apparato respiratorio, possono trovare questo apparecchio disponibile in tutte le farmacie. Perfetto, grazie Presidente Vecchioni, rimanga lì con noi, è stata molto chiaro, si è capito tutto, qualche piccolo problemino di linea ogni tanto, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro, quindi rimanga lì perché torneremo da lei tra pochissimo. E con l'aumentare della diffusione del Covid nella nostra regione, molti si sono chiesti come mai non si sia posto rimedio alla situazione che vedeva anche il Veneto in zona gialla, senza mai passare nelle altre fasce come è accaduto in altre regioni, nonostante appunto il crescente impatto del Covid su persone e ospedali. Sentiamo cosa risponde Lanzarin. Ricordiamole che le restrizioni non sono di competenza della regione, ma i famosi 3 scenari, zona gialla, zona arancione e zona rossa, sono applicate in base ai famosi 21 parametri nazionali, 21 parametri su cui noi siamo misurati, in cui c'è l'indice di contagio, c'è l'occupazione dei posti in area critica, in area terapia intensiva, come effettuiamo e quindi la presa in carico, il contact tracing e tutto il resto. Noi da questo calcolo, diciamo, è un algoritmo matematico, siamo sempre risultati con dei dati che ci hanno posto in area gialla, passando tramite il CTS nazionale. Questa è la realtà oggi. Abbiamo fatto la stessa domanda anche al presidente dell'Ordine dei Medici, Carlo Ruggio. Col senno di poi siamo bravi tutti. Col senno di poi, vedendo i contagi, tanti abbiamo pensato forse era meglio essere zona aranciona, forse era meglio essere zona rossa. Ora guardi, io le dico, sono daltonico, non mi interessa di colori. Le posso dire che molto probabilmente una chiusura un po' più anticipata sarebbe stata più utile e in maniera da arrivare al Natale più sereni. Tenga presente che qui è una coperta molto corta che deve guardare in primis assolutamente al problema sanitario, perché il primo problema da risolvere è quello sanitario. Se si risolve il problema sanitario, questo avrà delle ripercussioni favorevoli a livello economico e permetterà di aprire le scuole in sicurezza, che è questo anche il nostro, non nostro, ma l'obiettivo della nostra società. A contribuire purtroppo anche a situazioni di potenziale pericolo ci sono stati negli ultimi fine settimana gli assembramenti e le calche in centro per gli acquisti di Natale, situazioni che fanno infuriare letteralmente gli abitanti del centro storico, rappresentati oggi da Silvia De Mase, membro del consiglio direttivo di Vero Centro. Sentiamo. Purtroppo devo dire con grandissimo rammarico e anche preoccupazione, perché la pandemia non è uno scherzo, e che gli assembramenti sono stati grandi, sono stati numerosi, sono stati sia nelle vie principali, anche se a senso unico, sia la via Mazzini, sia il corso Portaborsa, ma molte altre zone, le piazze, e questo ci fa inorridire, perché dimostra l'assoluta mancanza di buonsenso che le persone appunto non hanno, perché non rispettano le regole. Abbiamo visto moltissime persone, centinaia di persone, sì, con le mascherine, ma magari abbassate sul collo, sotto il naso. Insomma, quello che noi riteniamo è che non possiamo contare sul buon senso e sul buon comportamento delle persone. È un atteggiamento che direi anche egoistico, perché se tu sei giovane, forte e ti senti sano e ti puoi comportare come vuoi, ma non pensi che c'è il tuo vicino, la tua mamma, la tua zia, la nonna del tuo amico che invece non è altrettanto forte e si può ammalare, quindi lo riteniamo un atteggiamento molto grave. Presidente Vecchioni, torniamo da lei. Purtroppo, anche se ci piacerebbe, non è sufficiente il buon senso su cui fa appello magari anche la De Mase, su cosa dobbiamo fare? Insistere con la sensibilizzazione, con l'informazione? Avrebbe anche lei auspicato qualche stretta in più da parte del governo
pensando in particolare alla nostra regione che, come abbiamo ricordato all'inizio della puntata, è sempre rimasta in zona gialla. Ma io concordo con chi mi ha preceduto, più che una stretta in più, avremmo tanto desiderato un senso di responsabilità globale e collettiva un po' più ampio, un po' più portata allo estremo, perché è vero che siamo stanchi, la popolazione sono mesi ormai che ha questo andirivieni, ha anche questa pesantezza psicologica della mancanza di libertà, di poter andare ad acquistare un capo d'abbigliamento, di poter andare a cenare fuori senza problemi, cioè psicologicamente ed emotivamente devo dire che respiriamo anche noi tutti i giorni questa sensazione. L'epidemia, e questo purtroppo è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che noi dobbiamo mettere tutti di fronte, tutta la nostra società, tutta la nostra comunità veronese e italiana di fronte ad un'unica verità, che dobbiamo alzare la guardia, dobbiamo tenere i nervi saldi e ad avere tanta pazienza ancora. Saranno delle feste particolari, sarà un Natale sottotono, tutte le nostre emotività avrà una volta d'arresto purtroppo, però pagheremo troppo caro il prezzo della non attenzione, quindi noi stessi come farmacisti continuiamo tutti i giorni a ripetere ai clienti, pazienti che entrano nelle nostre farmacie: portate pazienza, ma siate cauti e non smettete di pensare che non ce la facciamo se non lavoriamo in squadra, se tutto quello che viene impartito dalle ordinanze poi non viene rispettato, perché abbiamo tutti voglia di libertà, ma non ce la possiamo permettere. Questa è la grande verità. E tra l'altro sul tema delle misure restrittive anche il presidente Ruggio aveva inviato una lettera aperta a Zaia e vediamo cosa dice Ruggio su questo. Guardi, intanto la lettera che lei cita, la ringrazio, ci tengo a sottolineare che è stata scritta e firmata dai medici e dagli infermieri, perché in questa pandemia abbiamo lavorato fianco a fianco come non mai con gli infermieri e abbiamo sentito la necessità di un grido di allarme al governatore perché ci venisse incontro con una chiusura, ed effettivamente ha risposto. Non credo che abbia risposto alla nostra chiusura, ma insomma voglio dire c'è stato un segnale di risposta con una mini chiusura pomeridiana, poi superata dalle misure governative. Se queste misure saranno sufficienti o meno lo diranno i dati epidemiologici a gennaio, io penso di sì. Queste chiusure però dovranno essere attentamente rispettate dai cittadini, anche all'interno delle case, perché ricordiamo che viviamo in uno Stato libero, in uno Stato nel quale ognuno di noi a casa sua può fare quello che vuole, può invitare 10 persone e la polizia e le forze dell'ordine non hanno il potere di venire a controllare. Quindi ancora una volta sta ad ognuno di noi mettersi una mano sulla coscienza e rispettare tutte le norme prudenziali che vengono consigliate. Ho sentito Vecchioni, proprio in linea con lei anche il presidente Ruggio. Tra l'altro ricordiamo che oltre ai medici e agli infermieri anche i farmacisti purtroppo hanno pagato anche in termini di vittime e purtroppo anche a Verona tra qualche suo collega questa emergenza coronavirus. Cosa si sente di dire anche ai colleghi che sono impegnati in prima linea? Immagino che vi sentiate costantemente, quotidianamente. Non è facile neanche rappresentare un'associazione, un sindacato di categoria in questo momento così inedito per la storia recente, la nostra storia recente. Sì, di fatto è un anno senza precedenti, un anno che comunque ci ha stretto uno all'altro, questo è vero. Cioè, se da un punto di vista diciamo pratico è vero, continuiamo a telefonare, continuiamo se arrivano da Federfarma e arrivano a tutti gli associati in maniera molto puntuale, devo dire, e ringrazio i colleghi per questo senso di responsabilità, di impegno e questo spirito di servizio che continuano ad avere nei loro territori, perché ricordo che la farmacia è un presidio capillare in tutti i territori, dalla montagna alla città, al lago, alle province più sperdute, quindi di fatto è un punto di riferimento. Resta il fatto comunque che molti dei nostri colleghi ci hanno lasciato. Io devo dire nei loro confronti è veramente un abbraccio caloroso alle famiglie che passeranno veramente un Natale difficile, e questo
ci deve insegnare però che siamo una categoria che comunque è sul territorio in maniera forte, in maniera vicina alla popolazione e che svolge questo ruolo sociale che di fatto non è soltanto quello di distribuire i farmaci o servizi, ma è quello di stare in mezzo alla gente, di starci in un certo modo e starci in questa maniera, in questo periodo, in questa epidemia è la più etica possibile. E questo devo dire, ringrazio i miei colleghi che sono stati vicino ai loro territori con grande impegno, con grande senso di abnegazione anche, portando a casa il materiale, i farmaci di sera, tenendo sempre le farmacie aperte, anche quando in realtà ci si riduceva con tanti collaboratori positivi e quindi la necessità, tra l'altro, di dover avere squadre o invertite o azzerate. Insomma, in realtà non è stato facile. Non è stato facile, però continuiamo a tenerci stretti. E questo forse è in questo momento, fare veramente associazione. Grazie Vecchioni, stia lì perché dopo chiuderemo assieme a lei. Nel tentativo di limitare gli assembramenti erano state adottate nelle settimane scorse in centro proprio delle misure restrittive in termini anche di flussi di persone. Vediamo questo servizio di qualche giorno fa che metteva in luce i provvedimenti presi dal sindaco Sborina per limitare appunto gli assembramenti nelle vie dello shopping. Centro affollato e code fuori dai negozi di Via Mazzini per acquistare i regali di Natale e preparare la festa di Santa Lucia che sarà domani. Questa è la situazione che oggi pomeriggio si è presentata alla polizia locale di Verona. Un afflusso troppo grande di persone che ha portato gli agenti a istituire il senso unico pedonale nella via dello shopping veronese. Caos anche nei parcheggi del centro e negli stalli di sosta su strada. E a quanto pare, insomma, non sono serviti neppure i tentativi di senso unico nelle grandi vie dello shopping per evitare questi assembramenti. E sentiamo ancora De Mase. Sì, infatti, no, non è servito perché si è solo visto un grande fiume di persone che camminavano tutti nella stessa direzione e quindi bisogna, a mio avviso, ridurre assolutamente l'entrata in città. Si deve cercare di convincere le persone magari a entrare con i bus, magari, ripeto, pagando un pedaggio. Probabilmente questo ridurrebbe anche questa fiumana di persone che entrano in città e che comunque non comprano e non aiutano l'economia, perché i ristoranti continuano ad avere grandi problemi, i bar grandi problemi e quindi non si risolve assolutamente niente. Io certo. Posso dire che onestamente, personalmente, le regole che sono state messe sono state fatte tutte in buona fede, però ripeto, se il comportamento delle persone non è quello del buon senso, del buon padre di famiglia, bisogna probabilmente mettere anche regole più severe. Io volevo dire che da uno studio di Harvard, dopo la spagnola che accade in Italia tantissimi anni fa, le città americane che avevano imposto regole più drastiche sono state poi quelle che sono cresciute economicamente di più. Questo è uno studio a cui si può accedere ed è molto molto interessante. E a preoccupare, lo dicevamo all'inizio, c'è anche questa variante inglese del virus. Guardando al futuro, sarà efficace il vaccino anche contro queste varianti? Come saranno i primi mesi? Sentiamo ancora l'intervento del presidente dei medici, Rugiu. Allora, partiamo subito dalla variante inglese. La variante inglese si caratterizza per una variazione della proteina spike, che è la proteina di superficie che determina la contagiosità del virus. E pare, da questi primi studi, che questa variante inglese non influisca sulla efficacia del vaccino. E questo è il primo dato positivo. Per quanto riguarda l'efficacia del vaccino, io mi auguro che un numero massiccio, prevalente di italiani accetteranno e vorranno farsi vaccinare. Tenga però presente che serviranno tanti mesi per raggiungere quel 70% di popolazione italiana, quindi un circa 45 milioni di italiani per raggiungere l'effetto gregge. Quindi non aspettiamoci miracoli dal vaccino. Il vaccino farà la sua parte, la ricerca medica continuerà a fare la sua parte, a ricercare una terapia efficace nei confronti del Covid, e io mi auguro che con
andando su questi due binari potremo verso la fine del 2021, all'inizio del 2022, guardare con un certo ottimismo al futuro. Quello che penso è che i prossimi mesi, tutto l'anno prossimo, dovremo convivere con questo virus, quindi convivere con la mascherina, con l'igiene delle mani, col distanziamento e con tutto quello che ne viene e che purtroppo non è stato fatto l'estate scorsa. E che purtroppo, Presidente Vecchioni, non è stato fatto l'estate scorsa e ne abbiamo pagato il prezzo veramente caro anche. Senta, come immagina questo 2021? Probabilmente il vaccino anti-Covid, diciamo noi, non passerà dalle farmacie perché sarà gestito probabilmente in maniera diretta dalle ASL. Però come vede questo 2021? Auspica anche lei in un'efficacia così forte di questa soluzione che arriva dal Belgio il 27 di dicembre e poi verrà potenziata ai primi di gennaio? Concorda con Ruggiu che dovremmo comunque convivere ancora per alcuni mesi, per molti mesi, con i dispositivi e con le regole che ci siamo dati, che poi non è neanche tanto male, no? A parte le mascherine, però l'igiene delle mani sono regole che dovrebbero valere un po' sempre quelle. Sì, concordo assolutamente con il dottor Ruggiu, e di fatto è una nuova normalità quella a cui noi dovremmo abituarci. Certo, noi crediamo molto nel futuro del vaccino, ci auguriamo, e credo che sia una delle grandissime opportunità che la nostra comunità scientifica ha messo a disposizione dell'umanità intera. Speriamo che ci sia a trovare in questo vaccino la soluzione alla pandemia. Naturalmente non basterà fare in modo che tutto ritorni normale, dovremo abituarci ad una nuova normalità, dovremo continuare ad essere cauti e a convivere con non con questa pandemia, certo no, ma con un virus che probabilmente potrebbe avere delle recrudescenze e per i quali saremo sicuramente più pronti nella risposta e nell'emergenza, augurandoci che non ci sia una nuova emergenza passato, in modo da farne tesoro ed essere più pronti a qualsiasi altra cosa possa succedere domani. È chiaro che dobbiamo ripartire anche però con senso di fiducia, con senso di stabilità, con senso di rinnovamento, perché altrimenti anche psicologicamente ed emotivamente la nostra società non riparte, quindi noi come farmacisti ci faremo garanti di questo senso di fiducia e di stabilità, perché credo che le persone ne abbiano bisogno. Le persone hanno bisogno di ricominciare a dormire con serenità, di ricominciare ad affrontare la giornata senza la depressione, perché tutto questo in realtà non è logico nelle popolazioni. Noi abbiamo bisogno, come tutti i nostri veronesi, di ripartire in serenità perché la società vada avanti e perché un domani possiamo avere un 2021 stabile, Ecco, Presidente Vecchioni, eternamente, non permettere neanche quello, devo dire. Conferma che, come abbiamo letto su alcune testate nei giorni scorsi, che c'è un aumento nella richiesta anche di farmaci antidepressivi o comunque di farmaci o integratori che servono un po' a tirar su anche le persone, non so come dire, ovviamente distinguendo quello che è un medicinale antidepressivo da quello che può essere un integratore, però c'è una richiesta maggiore? Avete notato anche voi un aumento di queste richieste? Devo dire che più che un aumento del farmaco vero e proprio per l'insonnia, abbiamo sicuramente notato un senso di maggiore fragilità nella nostra utenza e quindi la necessità sì di utilizzare un qualche cosa che possa dare serenità durante la notte, accorciare la fase del sonno legato è più fisiologico. Sì, questa emergenza come effetto collaterale ha di fatto uno stato di insicurezza e questa insicurezza si somatizza spesso nella difficoltà a prendere sonno e nel fatto di avere un sonno rilassato. Un aumento quindi percentuale di farmaci appunto utilizzati per l'induzione del sonno, ma soprattutto un aumento di tutta una categoria di prodotti che in realtà devono essere gestiti pur con molta cautela, proprio perché non sono caramelle, sono comunque dei prodotti proprio per
non perché siano prodotti naturali, non possiamo pensare che siano prodotti senza rischio. Ecco, quindi ci vuole coscienza anche nell'acquisire, nell'assumere un integratore. Questo sì. Grazie allora alla Presidente di Federfarma Verona per questa preziosa testimonianza. Ovviamente, Presidente Vecchioni, noi auguriamo a lei e a tutti i farmacisti di Verona e d'Italia chiaramente un Natale che sarà, lo abbiamo detto tante volte, diverso, però voi sarete lì vicini alle persone più fragili che hanno bisogno in questo momento, e quindi un grazie ancora più grande per il lavoro e per il ruolo sociale che la categoria dei farmacisti insieme a tante altre rappresenta. Quindi un augurio di buon Natale anche dalla redazione di Verona Network. Grazie a voi, grazie per questo invito e saluto tutti i miei colleghi e tutti quanti i veronesi e buon Natale veramente a tutti. Grazie Presidente Vecchioni. Allora Alessandro, siamo giunti alla fine di questa puntata, ci sono buone notizie, insomma il vaccino arriva, Ruggiu però stempera un po', dice non dobbiamo aspettarci una rivoluzione in tempi brevi, però dai, è un'iniezione di fiducia e siamo qui che lo attendiamo, cercando di ricostruire quella che è una normalità che sarà sicuramente diversa rispetto al passato. Certo, è difficile anche dopo oramai quasi un anno, vero, che parliamo di queste restrizioni, e possiamo anche andare a vedere i risultati del sondaggio di oggi. Certo. Alla regia chiedo di far vedere la pagina del Daily in cui appunto abbiamo proposto il sondaggio: cosa ne pensate delle misure restrittive introdotte dal governo, in particolare appunto i famosi giorni rossi, giorni arancio, insomma durante le vacanze, e la domanda era la scelta era fra misure giuste, esagerate o senza senso. I veronesi hanno votato per il 56% misure giuste, quindi una buona metà abbondante dice che sono misure giuste, poi un 32% dice senza senso e l'11% dice esagerate, quindi diciamo c'è una buona spaccatura anche su questo. Insomma, dove non arriva il buon senso, abbiamo detto, arrivano le regole, e speriamo che prevalga. Come sempre noi siamo per la parte del buon senso, la responsabilità di ognuno di noi, dei buoni padri di famiglia, come è stato ricordato durante la puntata e come ha sottolineato anche la Presidente di Federfarma Verona. Verona Live per stasera termina qui, noi torniamo domani sempre alla solita ora. Buona serata. Buona serata. Thank you.